Buon pomeriggio a tutti ragazzi, per la prima volta la sonda spaziale della NASA ha ripreso, diciamo, un buco nero che ha letteralmente ingoiato una stella delle dimensioni del nostro Sole, quindi purtroppo è passato troppo vicino a questo mostro che sta molti anni luce da noi, quindi sta a 375 milioni anni di luce da noi. Quindi questo buco nero ha la massa di circa 6 milioni di volte quello del nostro Sole. Quindi ragazzi è proprio non un buco nero perché sarebbe una parola un po' troppo normale. È proprio un mostro, diciamo. Ciao Domitilla, buona domenica pure a te. Diciamo a questo diciamo buco nero che inghiotte addirittura un sole, quindi siccome è molto massiccio è riuscito a ingoiare un sole intero come il nostro, diciamo, come la nostra stella, cioè il sole. Data la sua troppa vicinanza, ha ingoiato addirittura anche la luce. Diciamo, quando questi buchi neri sono davvero enormi, sono capaci di divorare qualsiasi cosa gli capita a tiro, luce compresa, quindi ha assorbito un suo colpo questa stella oppure la divora a poco attraendola come, diciamo, come uno spaghetto, quindi se lo succhia in poche parole. Quindi si tratta di un evento raro che avviene quando la stella si trova molto vicino al buco nero, quindi diciamo che la frequenza di questi eventi può succedere ogni 10.000 anni o uno su 100.000 anni, diciamo in una galassia delle dimensioni della Via Lattea, quindi siamo molto fortunati che abbiamo osservato in tempo reale questo fenomeno molto raro, quindi in effetti per la prima volta la NASA ha documentato, diciamo, il mangiare del sole nero, del sole, voglio dire, che viene ingoiato in un sol colpo da un buco nero. In effetti questa rappresentazione qui di questa foto sarebbe il buco nero che inghiotte, diciamo, una stella. Come potete vedere è una voragine dove quella cosa blu sarebbe la luce e non riesce a fuggire neanche la luce, se vedete la inghiotte. Quindi diciamo che questi buchi neri poi dipendono anche dalle loro dimensioni. Questo qua era quasi spaventoso, quindi era, diciamo, 6 milioni di volte più grande del nostro Sole. Pensate un poco, ragazzi, era una galassia intera questo buco nero, in effetti, quindi una cosa spaventosa. Quindi credo che nessuna cosa, diciamo, che esiste nell'universo, se passa vicino questo coso, possa, diciamo, deve passare per forza a miglior vita. Ma la materia oscura in effetti è quello che non ci sta nulla. In effetti la materia oscura pure la stanno cercando di studiare, in effetti, se è il vuoto, in effetti. Anche se, secondo gli scienziati, anche dove ci sta solo materia oscura, comunque serve pure quella lì. In effetti stanno studiando come vedere la materia oscura di che cosa è, quindi in effetti ci sarà un nesso dove ci stanno le stelle e dove ci sta la materia oscura, quindi in effetti credo che tutte e due si equivalgono in effetti, quindi credo perlomeno da come parlano gli scienziati che la materia oscura sia indispensabile, diciamo, per la creazione di altre galassie, creazione di altri universi, quindi ci deve stare. Quindi credo che l'unica cosa che non può ingoiare, diciamo, questo buco nero è la materia oscura, anche perché non è percepibile, diciamo, percepibile, voglio dire, dal buco nero, quindi in effetti c'è, ma è come se non c'è, quindi diciamo non la riesce a inghiottire, quindi perciò si chiama materia oscura, cioè una cosa che
lui non può attirare a sé, in quanto esiste però non la riesce a percepire. Quindi questo buco nero in effetti inghiottisce solo stelle, pianeti, quello che trovo. Lui ingoia, luce compresa, non fa distinzione di nulla, ad eccezione della materia oscura che esiste, però in realtà lui non la percepisce in effetti, quindi diciamo è una situazione che secondo me va molto al di là della fisica che noi conosciamo, perché la materia oscura è stato provato che esiste, però non è cioè, diciamo, non è percepibile, cioè non possiamo dire ci sta, cioè scientificamente è stato provato che esiste, però non, stranamente il buco nero non la mangia, diciamo, non la inghiotte, quindi si vede che non riesce a percepirla, anche se con le equazioni e relatività la materia oscura è più di quella che diciamo sono le stelle o i pianeti, quindi ci sta più materia oscura che universi fatti di stelle, galassie, quindi diciamo è una situazione un po' complicata a livello fisico, matematico e scientifico, quindi ancora devono vedere la materia oscura di che cosa è fatta. No, figurati. Quello che io so te l'ho detto, quindi in effetti io l'ho sentito dagli scienziati dirlo, quindi semplicemente te lo ripeto, quindi perché l'avevo letto un sacco di volte per vedere sta materia oscura che cos'era e diceva che è l'unica cosa che è percepibile, però il buco nero non la riesce a mangiare perché in realtà per lui è come se non esiste, però facendo la relatività e le formule, diciamo, e la fisica, in realtà esiste. Quindi però è come una forza, diciamo, invisibile, va. E sarà così, è una forza invisibile che non è percepibile neanche da un buco nero. In effetti, secondo me, perché la materia oscura non è materia, cioè in effetti perciò si chiama materia oscura, non è materia, quindi non la puoi inghiottire perché in effetti non è materia nel vero senso della parola, perciò forse l'hanno chiamato proprio materia oscura, cioè non è percepibile. Ciao Avvocate, buona domenica. Oggi ci siamo scassati, penso di sì. Francesco sta dormendo, sono 5-6 ore che ormai, ciao ciao. La genovese. Ma questo è ancora da vedere in effetti, perché anche la materia scura non può diciamo, inghiottire come un buco nero in effetti, ma potrebbe mandare tipo radiazioni, queste cose qua, queste sì, più o meno potrebbe inviare onde, diciamo, tipo come tempeste magnetiche, queste cose qua, ma non può ingoiare, diciamo, pianeti, stelle, questo non è da materia oscura, questo è più da buco nero in effetti. L'unica cosa che riesce a ingoiare tutto, compresa la luce, è solo il buco nero, poi dipende sempre dalla massa del buco nero, come questo qui che ho parlato poco fa, che ho detto è 375 milioni, diciamo, più grande del Sole. Eh no, 6 milioni di volte quella massa del Sole nostro, cioè una cosa pazzesca. Tu pensi a 6 milioni di volte la massa del nostro Sole. Cioè qualcosa di immenso, non è che si può descrivere secondo me. 6 milioni di volte la massa della nostra stella Sole. Quindi è una cosa secondo me che non si potrebbe scrivere neanche a numeri in effetti, perché 6 milioni di volte la massa di quella solare secondo me è come scrivere tipo 3 bilioni di euro, 10 milioni di euro, cioè ci sarebbero tanti zeri che secondo me non basterebbero quaderni, quindi
in effetti è qualcosa di mostruoso, in effetti è tipo come una galassia intera, che solo che invece di essere una galassia è un buco nero. Tipo immagina una Via Lattea che è un buco nero. 6 milioni di volte, vedi che comunque sicuramente essendo così potente, lì come in questa foto non scappa neanche minimamente nulla. Sì, stiamo parlando di un buco nero che la NASA ha fatto delle foto e che questo buco nero che sta meno male a 375 milioni di anni luce dalla Terra, hanno fatto delle foto tramite, diciamo, delle sonde della NASA, quindi una sonda spaziale della NASA, hanno fatto delle foto in diretta di questo, diciamo, buco nero che è 6 milioni di volte la massa solare nostra, di quello che abbiamo noi, e dice che neanche che sta inghiottendo una stella grande quanto il nostro Sole. Pensa un poco, si sta mangiando tipo il Sole nostro. E dice che l'ha inghiottita in un solo colpo, anche se potrebbe mangiarlo a tipo spaghetti. In effetti lo tira, lo succhia verso il centro come questa foto, in effetti. Quindi diciamo che tutta la massa la tirerebbe tipo uno spaghetto, che come uno spaghetto, una forchettata di spaghetti che noi mangiamo, quindi un po' alla volta entra dentro, quindi però stavolta questo ha fatto un solo colpo, quindi non è stato il caso dello tipo spaghetto, no, l'ha inghiottito una sola volta. No, no, quello quando sta a 375 milioni di anni luce da noi, stanno proprio, ma proprio ai confini dell'universo da noi. No, è che hanno avuto questa fortuna che quando questo buco nero ha inghiottito questo sole, la sonda stava nella sua direzione. No, il buco nero in effetti sta fermo, è la stella che si è avvicinata lì, capisci? Non è che cammina, cioè non è che ti devi preoccupare che cammina. Ha inghiottito la stella perché si è avvicinata troppo vicino a lui. Quindi in effetti i buchi neri non sono che si mettono a camminare. La stella ci è passata, come diciamo un tipo viene attirata, sì, in effetti l'attira lui, in effetti c'è una forza di gravità enorme e quindi la attira a sé, quindi è la stella che va incontro al buco nero, in effetti, quindi ha la capacità di attirarla a sé. Quindi un po' alla volta l'ha tirata verso lui e poi l'ha inghiottita una sola volta. Quindi in effetti è capace che per nulla la stava attirando da anni e anni. Poi quando si è avvicinata proprio a bordo di, come dico io, tipo l'orizzonte degli eventi, l'ha inghiottita interamente. Quindi diciamo che questa cosa dei buchi neri è una cosa che anche tuttora gli scienziati cercano di studiare che cos'è. Lo sappiamo che in effetti è una stella che è implosa su se stessa e che è diventata un buco nero. Ma questa stella che è implosa su se stessa, vedete quanto era grande da essere 6 milioni di volte la massa solare. Quindi era una mega stella, non una stella che è esplosa in effetti. Oppure devo pensare, come hanno detto parecchi scienziati nel corso degli anni, che a volte si possono unire due o tre buchi neri, in effetti. Quindi se si incrociano 3-4 buchi neri possono generare un super massiccio buco nero. In effetti se si incrociano due buchi neri non è che io mangio a te e tu mangi a me, no, semplicemente si fa più grande. Ne incontrano un altro, si fa più grande. Forse sarà capitato questo a questa gigantesca cosa in effetti, quindi perché se no sta stella che è implosa in effetti su se stessa doveva essere proprio mostruosa. Immaginate il nostro Sole, sì, se si incrociano, che si avvicinano, si attirano,
in effetti non è che un buco nero mangia un altro buco nero, no, si uniscono e diventa più grande, capisci? Quindi può darsi pure che questo qua sono 10 buchi neri che si sono raggruppati e hanno dato vita a un super massiccio buco nero, in effetti. Quindi non è detto che questo è solo una stella che è implosa, anche perché 6 milioni di volte la massa solare, capisci quant'è? No, è una cosa, l'hanno detta, più o meno una su 100.000 anni, penso un poco, quindi uno ogni 10.000 anni e una su 100.000 anni, diciamo, in una galassia come la nostra Via Lattea, quindi diciamo sono stati fortunati che il telescopio, diciamo, la sonda si è trovata nel momento giusto, al posto giusto, in effetti, quindi ha potuto fare questi scatti che riprendevano questo buco nero che attiva una cosa così mostruosa. In effetti 6 milioni di volte il nostro Sole, ragazzi, è qualcosa di spaventoso. Immaginate che la Terra a confronto al Sole è come una pallina quella là di vetro rispetto a un pallone. Sì, sì, ma tanto per farti rendere capace, prendi un pallone da calcio e prendi una biglia di vetro. Quindi il pallone è il sole nostro. Calcola 6 milioni di volte quel pallone che hai in mano. E penso che è molto, molto, molto. E tu immagina che sei sempre la piccola sfera, quella là piccolina. Sì, sì, sicuramente, sì, come ho detto io, tipo sarà grande una galassia, per forza. 6 milioni di masse solari equivalgono secondo me a 2-3 galassie messe insieme. Quindi non si tratta di un buco nero, sa, che sta fermo, sta lì. Fortunatamente che sta molti milioni di anni lontano da noi, anche perché se sarebbe stato molto più, che ne so, tipo a 100 anni luce, col tempo secondo me avrebbe inghiottito pure noi. Via Lattea e tutto insieme, diciamo. Vabbè, Francesco, se moriremo con la panzanghera. Diciamo che ti sei svegliato, Francesco, finalmente. La genovese ha fatto effetto più o meno. Oggi ti vedo proprio allegro, Francesco, anche se non ti vedo, però ti vedo bello soddisfatto. Oggi proprio ti hai buttato venuto, detto napoletanamente. Vedi, sta una favola, ma sapete anche se non lo vedo, lo sento a pelle proprio. Guarda che Biancaneve, sta una favola, sta. Mamma mia. Francia, io di sera mi stava la pastiglia di grana, visto? E stava crostata quella là di cioccolato, dato che era un mulino bianco là, Clementine, ti ricordi? Clementine che arrivava su con un saccottino in mano. Noi stiamo da peggio io. Beh, abbiamo fatto la pizza giustamente che fai, mangi solo il dolce poi. Io ho fatto una leggera, in effetti, salsiccia, fungo, salsiccia, patate e funghi porcini. Ho fatto una cosa leggera. Sì, sì, quando si ci mette la fa. Quindi ci siamo mantenuti leggeri ieri sera, Franci. Una bomba che la pizza, non era una pizza. Penso che abbiamo chiamato, Franci ha detto fra quando 30 minuti e potete venire. Sì, sì, anche se la si chiama Margherita sempre, quindi. Ah, stasera fai la doppietta, Franci, meno male. Pare brutta, dopo si butta, no? Uno si offende, poi ci sta la gente, come quando uno va a casa di mamma a mangiare la domenica, no? Dice, ma non voglio niente di di a mangiare, ma non voglio sto io, non ce la faccio, no, a mangiare, da come giambi di lenticchie.
E tu vai a casa da mamma e dici no, tu hai mangiare, dici no, allora pensa ai bambini poveri che non possono mangiare. Dico mamma tu fai scusa i bambini poveri perché già mangiai. Dice sta chi non te non mangia e tu non lo vuoi. E giù capito, ma ero per due prime, due seconde, ma contorno, antipasto, ma chi ce la fa più? Eh sì, avvocato è così, qua a sud è così, mamma è sempre che la cosa esagerata, dice ma che un secondo non tu mangi, ma tu non puoi fare le spuzzate, caciocavallo, mozzarella, che ne so, ci puoi fare i cannelloni e un secondo, e non tu mangi. No, no, qua invece i bambini poveri, ogni volta pensi ai bambini poveri, quelli che non mangiano. E dico, ma ci capite, però mica è colpa mia, facevo io, no? E andate a mangiare. No, pazzesco qua su. Poi ogni tanto dice, però, sei ingrassato, eh. Grazie. Allora, poi prima ci fai scassare, poi vedrai a me ingrassato, è un po' a dieta però, eh. Allora non mi faccio pazzo. E come a parole, guarda, avvocato, io certe volte faccio la distinzione tra nord e sud, io a volte è vero, è vero che ci sta la differenza. Diciamo che, come diceva quel famoso attore che sta a Made in Sud, dice che al nord le mamme quando danno la bottiglina di latte, dice ci danno la bottiglia di latte, quando il bambino non ne vuole più, basta, non gliela danno. Qua a sud invece noi no. Se non ci stanno quattro bottiglie di latte, due chili di plasma, un creatore non sta a posto. Giustamente, se un creatore non si mangia due o tre bottiglie di latte, lo porta in ospedale. Dice, dottore, che tieni? Dice, "Oh, dottore, solo una sigaretta, signor, ci t'appiccia a posto il creatore. Cioè, esagerato qua a sud è veramente così. Una volta fai gli scherzi, fanno gli sketch nord, sud, la differenza, ma è così al finale. Nord e sud è proprio un'altra mentalità. Allora, io sono andato in Sicilia, a Caltanissetta, da mia zia, la cugina, diciamo, di mia mamma. In effetti, quando sono arrivato là, a pasta chissarda, a stigliolo, un pane camevos, arancina, perché non si dice arancino, ma arancina. Quindi poi il ragù e chidulla bianca, cannolo siciliano, pistacchi bronde. Dopo 10 giorni che sei stato in Sicilia, arrivi qua che stai 2 quintali, in effetti. In Sicilia è peggio della Campania, uguale a noi. Quindi è proprio tutto da Roma a scendere in giù che è pericoloso in effetti. Quindi diciamo dalla Campania in giù è proprio un pericolo. Proprio è mentalità proprio, non è che ci sta un problema. Difatti quando stavo in Finlandia, mamma non è che ti domandava come stai, hai mangiato, ma come invece hai mangiato, e che ti hai mangiato? Ma non è poco, cioè capisci? Non è che ti dici come stai, tutto bene, dice hai mangiato, cioè proprio un incubo. Chi la parla con un cucinino buono. Noi quando siamo andati a Milano a trovare la zia, in effetti mamma ci chiamava perché lei non volle venire. In effetti quando mio zio che faceva il carabiniere, anzi il poliziotto, stava a Milano, poi adesso se n'è tornato qui in Campania adesso. Quindi ha fatto il poliziotto alla questura di Milano per tanti anni. Bravo, e mi sa la maglia della salute, ah schifo, guarda la maglia della salute, Franci, te lo giuro, non ce la faccio. In effetti siamo andati là, ho chiamato, ho detto che cucinate la zia mamma? E giù mamma, e ci ho detto non è cosa stacca che, pastina, cotoletta milanese, risotto milanese, sperammo a presto che ceniamo. No, no, io quando sono stato a Milano da mia zia pensavo che stava all'ospedale. Ho detto mamma che venne ricoverata.
No, no, a Milano no, ragazzi, è l'unico posto dove proprio io non ci andrei mai per mangiare. Ci sono state 2 o 3 a trovare mio zio che è fratello di papà, ma non esiste. Pare che andavi in ospedale quando andavi là, sta 4 giorni. La zia è di Milano, sì, è Milano, però poi si è abituata, al finale sta qua ora, quindi in effetti sta a campagna, diciamo più o meno 50 km da qui. Diciamo che sta a metà strada come quello che ha detto il ragazzo stamattina a Teggiano. La zizzona in effetti si chiama così perché la mozzarella ha la forma tipica della tetta di una donna. Allora, una tetta grande poi, non piccola, quindi allora la chiamano la zizzona. Perché è grossa e poi ci sta tipo il capezzolo, diciamo, sopra in effetti. Allora, perciò la chiamano la zizzona di Battipaglia. Quindi perciò c'ha questo nome strano, uno c'ha zizzona. No, 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 non ti prendono in giro, esiste veramente. C'è la forma di una tetta grande con un capezzolo sopra, allora tutti quanti poi l'hanno chiamata zizzona. E vabbè, non ho detto nulla di male. In effetti vai su Google e scrivi. No, no, non sono malizioso. In effetti scrivi su Google zizzona di Battipaglia e vedi che cosa esce. E vedi che perché la chiamano così. Mica l'ho inventata io, eh. Io ti sto solamente spiegando perché la chiamano così. Quindi non è che io. Ma guarda, secondo me la dovrebbero vendere. No, qua in effetti si trova facilmente, qua qualsiasi caseificio vai, oppure centro commerciale si trova facilmente, però. Anche se la fanno a Battipaglia, qua si trova. No, qua tutti, diciamo, le salumerie, centri commerciali la tengono, come la famosa burrata. La burrata quella è pugliese in effetti, quindi anche qua si trova facilmente, anche se della Puglia in effetti. La burrata sarebbe, diciamo, una mozzarella. Sì, sì, anche qua, avvocate, la pasta di Gragnano costa. Non pensare che qua costa di meno, costa pure qua tanto. La pasta di Gragnano se la fanno pagare caro e amaro, però è pasta fatta, diciamo, al top. Quindi diciamo che la burrata pure viene dalla Puglia, è diciamo piena di burro dentro e ci trovi pezzettini di prosciutto crudo. Diciamo è una bomba pure quella, eh. Oppure ci sono i bocconcini con la panna dentro e prosciutto. Sì, sì, è una, diciamo, è come un caciocavallo piccolino, ti faccio l'esempio, no? Solo che mozzarella e dentro c'è burro, no, burro e pezzettini di prosciutto crudo. Sì, sì, è grassa, molto grassa. È una bomba, quella è una cosa per Francesca, in effetti. La Francesca digerisce tutto, peggio di me. No, no, la burrata è molto molto pesante. Non in tutto, però la maggior parte la tendono a fare così. Vedi, comunque come la fanno perché la fanno in vari modi. È molto molto pesante come mozzarella in effetti. Upanuz, vabbè, Upanuz qua è fatta, lo fanno proprio Upanuzzi Gragnano, Panuzzo, quasi tutte le pizzerie lo fanno. Infatti quando me lo faccio io faccio la stessa cosa della pizza, salsicce schiacciate. Poi faccio mettere la mozzarella di bufala e la salsiccia sbriciolata dentro, quindi proprio una bomba. No, no, qua piccola, sì, sarà, ma su per giù, guarda, 30-40 centimetri. Benissimamente possono mangiare 2 persone che mangiano normale. Diciamo che pure io che mi piace mangiare un panozzo intero per me è troppo in effetti, quindi
poi se lo fai bello ripieno, se poi ci fai, che ne so, prosciutto crudo e rucola, allora me lo mangio pure intero, però se lo fai già più elaborato, tipo patate schiacciate, salsicci, funghi, porcini, mozzarella di bufala, allora in metà basta e avanza. Poi ci sta, chi lo fa leggero, in effetti, diciamo, hai visto il cartone della pizza più o meno? È lungo così, come il cartone della pizza, in effetti, è lungo quando, sai, sarà 30 cm sicuro, quindi, hangar, francesi, fai sigillare la cucina, hangar proprio tu. Pure io ho detto che per fare la dieta io devo alzare un muro vicino alla cucina. Questo è l'unico metodo per fare la dieta, proprio un muro, cioè già metto. Se metto il muro diciamo davanti alla cucina, può darsi che riesco a fare la dieta. Voglio, parliamoci chiaro, detto napoletanamente, anche se ci sta uno che non è terrone come a noi, quindi dopo il mangiare, dopo le donne e dopo, diciamo, i soldi che ci sta più, quelle tre cose sono buone nella vita. Oh no, Francesco, i soldi, un mangiare e il film. Di queste tre cose, che campo a fa? Oh no, se vieni qua a sud, qualsiasi diciamo, italiano terrone ti risponderà così. Dimmi tre cose che non puoi fare a meno, le cose più buone della vita. Tutti quanti hanno fatto il su YouTube, hanno detto tutti la stessa cosa. Francesco sta attaccato al frigorifero. Francesco, stasera ti fa un bicchiere di latte. Francesco, tu non ti la genovese, la parmigiano. Stasera perché te l'hai mangiato oggi? Ti fa latte. Anzi, manco un latte, Francesco, perché è pesante. Te, senza pasticcine però. Il problema è che anche noi a volte facciamo il tè, però ci mettiamo il pacco di... Ti fa male un latte, te? Anche noi qua diciamo qualcuno dice ma tu vai no, a sud non usate il tè. No, noi il tè pure lo facciamo ogni tanto, peccato che noi ci mettiamo un pacco di biscotti, quello è il problema. Pure noi usiamo i pasticcini da tè, queste cose qua. Però il problema è che noi ci mettiamo tutto un pacco di biscottini, non è che mettiamo come a nord due o tre biscottini e si fermano là. Oh no, Francesco, noi ci mettiamo un pacco. Quindi questa è la differenza tra nord e sud. Quindi se allora secondo me Francia io ho trovato la soluzione per fare la dieta. Dobbiamo andare 2 mesi a Milano. È come se vai in ospedale, capisci? Dici che cosa ci sta oggi? Brodino. Poi domani il risotto. Poi quando ti va proprio bene bene bene, cotoletta alla milanese, quando proprio va bene. Solo così possiamo fare la dieta, Francesco. Dobbiamo partire per Milano. L'unica soluzione è quella. Partiamo per Milano, ci stiamo 2 o 3 mesi e scendiamo e vedi come perdiamo 10-20 kg. Come andiamo là? Che cosa avete fatto, signor Brodino? Io vagabondo, eh. Wow, l'isola dei famosi, Franci. Franci, noi ci mangiamo la sabbia, siamo, stiamo assenti. No, Franci, io se vado all'isola dei famosi non dimagrisco. Perché se mi danno un amo con l'esca, io mi metto a pescare tutti i giorni. Sono bravo a pescare perché è la mia passione, quindi male che va, c'è a buffarmi i pesci. Sì, si va a Milano, sì. Io quando papà diceva perché non andiamo a Milano a trovare un po' a mio fratello, dice no, in gioia venì. Papà aveva paura di andare a Milano da piccolo io. Andavi là, la zia la sera, brodino. E che sta, ci stiamo ricoverato, sta.
No, non si può, Franci, siamo all'isola dei famosi, noi ci mangiamo la sabbia. Sono convinto. E ci beviamo mare. Sì. Noi siamo all'isola dei famosi, ci mangiamo cocco per tutta la scorza. Detto in italiano, ragazzi, e Francesco, se andiamo all'isola dei famosi, ci mangiamo il cocco con tutta la buccia. E allora è a Milano, Domitilla, vai a Milano, stai tranquilla là. Io e Francesco a Milano un po' di me. Se stiamo un mese a Milano perdiamo 20 kg. No, 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 no. Ma io mi stiamo così bello qua noi. Ma Francesco fra un'oretta, 2 orette a come ci pagano, vi se da scarfa, parmigiano, un po' di pane a vicino, un bicchiere di vino, Dio e grazie. Vabbè, vi saluto pure io. Oggi mi ho fatto un caffè che mi avete fatto di fame. Voi a botti parla sempre di mangiare. Che io pure oggi ho fatto la dieta. E beh, basta. Io oggi ho fatto. Che mi sono mangiato la carne arrostita con l'insalata, ragazzi. Quindi oggi non è cosa. Pure oggi che è domenica ho mantenuto la dieta. Non ho fatto come certe persone. Anche di domenica ho mantenuto forte la dieta. Quindi questo è il 7° giorno. Vabbè ragazzi, ci vediamo più tardi. A dopo ragazzi. Ciao avvocatella, ciao Domitilla, ciao Francesco. Francesco che vai là a piazza Garibaldi a dire ahí, non ha cominciato a sfogliatello, gelato qualche cosa. Ah scusa sto aspettando a mia figlia, ti mettono nella pasticceria. Diceva no, ma chi era un antipastine, prima a mangiare. Vabbè, ci sentiamo dopo ragazzi, ciao.